ci troviamo di fronte a un fatto sconcertante, a qualcosa che non è mai stato sentito prima dalla stampa, dai giornali. John Lennon possedeva questo copricapo. Heart Attack. Esattamente, Heart Attack. Era un freddo 7 dicembre ed era il 1980. Quindi lei vorrebbe dirmi che ha avuto il copricapo il giorno prima della morte di John Lennon? È questo che vuole? Oddio, quello era John Lennon, ricordo perfettamente quando scendemmo dal taxi a New York, io, mio padre e mia madre. Dall'autobus vidi questo signore, capello lungo, occhialini, aveva una giapponese nel taschino e mi disse se volevo seguirlo. E dopo cena entrammo nella sua suite e lì mi trovai in una stanza enorme con centinaia, davvero centinaia di oggetti buffi. Mi disse semplicemente di scegliere un oggetto qualunque, ma io vidi Armaguk. Ecco, quindi lei spontaneamente scelse questo copricapo. Astrakuk. Ecco, mi perdoni, lei lo chiama sempre in modo diverso. Armaguk. Esattamente, ma come mai? Perché vede, Sriboku, tutto sommato, è una cosa viva. Lui cambia, anche se a noi sembra sempre uguale. È un po' come lui. Ma come fa, scusi, a ricordare questi nomi? Ogni quanto cambia il nome di questo oggetto, mi scusi? I nomi di Svagukku cambiano ogni secondo. Ogni secondo ha un nome diverso. È impossibile ricordarli. Lei come fa, mi scusi? È il sapere tutti i nomi che hanno i secondi nel calendario dei Maya. E questo copricapo, che in questo momento preciso si chiama Ablavocco, adesso si chiama Striktuk, e tra i due nomi che ho appena dato si chiamava Anfrafufu, questo copricapo ha proprio il nome di ogni singolo secondo del calendario Maya dal 3157 a.C., in realtà sarebbe il 3159, fino all'anno 2012, come noi lo conosciamo. È possibile che una persona comune riesca a pronunciare il nome di questo copricapo senza cadere in fallo? È possibile, però, che questa persona per pochi secondi, perché ne andrebbe della sua stessa vita, dicevo che questa persona entri in risonanza con me e quindi possa pensare con parte della mia conoscenza. Lei vuole provare? Beh, se questo fosse vero, siamo di fronte ad una prova, ad un esperimento che possiamo fare in esclusiva solo questa sera e solo qui. Pillola blu o pillola rossa? Ebbene, allora, messo di fronte a questa difficile scelta, mi sento di scegliere la pillola rossa. Lei ha fatto la scelta giusta? No, scusi, la pillola verde. Ma ne è proprio sicuro? La pillola rossa. Ma è quella che tiene o quella che lascia a me? Un aiutino posso. Io ho questa pillola verde che adesso ingerirò e che mi darà per 5 secondi la conoscenza del signor Luca. Sarà vero? Sarà un mistero? Sono dicerie? C'è gente che giura che effettivamente questo potrebbe accadere. Incredibile, non so cosa sia successo, io non ho visto nulla, però ho sentito questi nomi che si scandivano nel tempo di sempre, però dopo 5 nomi è successo che non siamo più andati in sincronia. Come mai? Perché ho avuto pietà di lei.
E ho staccato il sincronismo perché la sua mente stava vacillando. Non avrebbe potuto reggere pochi secondi in più. Avete visto quindi il potere incredibile che ha questo copricapo Astragocco! che non riusciremo mai a pronunciare. Ebbene, siamo arrivati al momento cruciale. Siamo arrivati al punto del nostro percorso in cui forse avremo la rivelazione assoluta che da tanto tempo stiamo cercando. Come abbiamo già detto, abbiamo interpellato studiosi, scienziati, abbiamo fatto le nostre indagini e alla fine abbiamo conosciuto il signor Luca, il quale afferma appunto di aver ricevuto il copricapo Maya niente di meno che da John Lennon. Ora la curiosità ci spinge a chiedere al signor Luca la possibilità di immortalare con le nostre telecamere per la prima volta in assoluto lo scuffiotto. Proviamo a chiederlo al signor Luca. Signor Luca, vedo che nel frattempo ha gradito. Signor Luca, ci è permesso di riprendere anche solo per pochi istanti il copricapo che, stando alle sue affermazioni, sarebbe appartenuto ai Maya. Sì. Ecco, vediamo l'assistente che sta per dare al signor Luca questo contenitore. Lo apre ed ecco qui la reliquia. Per la prima volta in televisione si può ammirare questo oggetto appartenuto ai Maya, che appunto lavoravano a Maya e hanno creato questo copricapo. Astragongo! E questa è una cosa che sgorga in noi l'emozione, in questo momento non riusciamo a trattenerci. Ebbene, vogliamo andare anche oltre. Vogliamo chiedere al signor Luca se è possibile indossarlo. No, non se ne parla nemmeno, ma lei sta scherzando. Un oggetto di tal valore e di tale potere non può assolutamente allontanarsi dalla mia persona per nessun motivo. Ecco, per i telespettatori a casa ci sentiamo in obbligo di insistere. Assolutamente no. Lei non si rende conto di cosa sta passando in questo momento per la mia testa. Abbiamo capito forse che il signor Luca ha bisogno di un motivo. Io ho bisogno, tutta l'umanità ha bisogno di una ragione. Noi pensiamo che questa possa essere una ragione. Lei mi sta offendendo. Chiediamo scusa al maestro e offriamo due ragioni. Io la potrei uccidere per questo. Forse 3 è il numero, quello perfetto. L'ho tenuta in vita solo per farle fare un altro passo. Abbiamo fatto una colletta in redazione e riusciamo ad arrivare a 4 motivi validi. Ho pietà di lei, ma accetto per non farla sentire un bene. Benissimo, allora vado a consegnare di persona questo pegno misero nostro che riusciamo a dare per 5 secondi di scuffiotto. Tieni figliolo e fanno uso. Tutti questi sforzi ci hanno portato a questo incredibile risultato. Ora io, a rischio della mia vita, però con il benestare del nostro maestro, indosserò per 5 secondi e vedremo cosa succederà. Questo copricapo io lo indosso.